Allora, come di consueto il tempo è stato clemente e fortunatamente è una bellissima prima giornata di questa città di Treviso. Sì, al momento è clemente, stanno arrivando dei bei nuvoloni neri, ma speriamo che resista fino alle 6, magari anche alle 7, chi lo sa. Però abbiamo cominciato bene, fino adesso è stata una bella giornata di rugby, abbiamo visto tanti bambini divertirsi e per cui al momento il torneo sta andando più che bene. È bello per Benetton poter ogni anno rinnovare questo, chiamiamolo, rito importante, no? Sì, è bello per la Benetton, però penso è bello per tutto il movimento italiano. Qui si raggruppano praticamente tutte le squadre, tutti i club italiani, ce ne sono veramente tantissimo, anzi ci dispiace non riuscire a permettere a tutti i club di partecipare, purtroppo i numeri sono questi e gli spazi ovviamente sono questi, però ci confermiamo sempre ogni anno un grande torneo. Personalmente cosa ti piace di più di vedere di questi ragazzi, di queste partite, di questo ambiente? La cosa più bella è vederli sorridere, divertirsi, ovviamente anche qualche volta disperarsi perché la partita magari non è andata bene, però alla fine vedo che si divertono, è finita la partita, in un attimo riprendono subito la serenità perché sono insieme, sono in una squadra, sono nella loro squadra con i loro allenatori, i loro accompagnatori, e la cosa più bella che c'è è sicuramente vederli sorridere e fare di questo sport una bellissima passione. Poi per voi Benetton anche c'è la possibilità di vedere, tra virgolette, in casa, no? Tutti i ragazzi con cui lavorate nel mini rugby durante tutto l'anno. Sì, è ovvio, dal nostro punto di vista è ovvio che tifiamo i nostri piccoli leoncini affinché riescano a godersi queste 2 giornate, però al di là di tutto, insomma, ci piace vedere tutti i bambini giocare per questo magnifico sport.